Mio zio Gianni di Cepino era un anticristo mio zio Gianni. Aveva lavorato per la Francia, Germania e un po' la Svizzera. Parlava solo il suo bastardo bergamasco con felicità di voce. Mi batto sul dietro, Germania, la Svizzera. Mi batto la Francia, diceva che il suo cielo è eterno. Però la neve di Cepino mi viene tenerezza a fantasticarla. E pensava alla madre vecchia e la donna dai fianchi lardosi e suo figlio bello come l'alba, come l'alba. Quando morì il prevosto che ostiava bergamasco alla briscola, 7 giorni non tocco donna il mio zio Gianni, non tocco vino, 7 giorni che tacque per un dolore che non capiva. Lui era uomo a Cepino, si mangiava nel barbaro dialetto e sognava, si sognava e ci faceva l'amore. Ma venne il tempo che il sangue lo insultò. Lui cercava con rabbia la parola non si faceva. Una volta si eresse tremante dal letto e pur fiero, e c'era la sua donna, la guardava e disse: neve disse, il bastardo bergamasco, e aveva qualcosa come il riso negli occhi, qualcosa come piano.